Alessandra, siamo qui, insomma, un'occasione particolare. Sì, Abbiamo 3 speaker famosissimi, Sì, famosi. Chi sono? tutti e 3 in onda, ma non on air, in onda nel senso che li facciamo vedere, è una cosa che a loro dà tanto fastidio. E difatti oggi è giornata di scoop. Dopo Allora- Paolo Mussi abbiamo qui con noi. Vai, No, non mi ricordo Presentati. bene i nomi però. sono dei novellini. Dai, facciamo dirlo a loro, loro sanno come fare. Allora, Domi Grande con la Y, anche se poi il nome è Domenica, però insomma il nome artistico ormai è Domi Grande da tanti anni. Do, perché è diminutivo, no? Perché noi ci chiamiamo Addo Ama. I soprannomi non sappiamo come si chiamano tra di loro in radio. Beh, sai che quello va a periodi in realtà, perché ogni tanto facciamo i romani, quindi parliamo con cadenza romana, per cui Ado, Ama, ando andando, esatto. Max che è un soprannome specifico. No, beh, Max per accorciare. Poi in realtà io anche alla radio utilizzavano sempre il Massimo, il mio nome, però con la scusa del tabellone dove scrivevano gli orari, scrivevano Max e poi è diventato Max poi alla fine. Insomma, Esatto. molto semplice. Soprannome di Mauro? No, beh, è www, non sto scherzando, nel senso che Mauro è sempre stato appassionato di web, di informatica, anzi aveva anche un programma a Radio Padova molti anni fa, in tempi non sospetti, proprio dedicato a quel mondo, al mondo web, per cui cioè, io ad esempio anche sul telefonino l'ho memorizzato come www. In realtà un nomignolo ce l'aveva e ce l'ha ancora, Ciuchino. Se qualcuno di voi ricorda Shrek, bene, Ciuchino era quel personaggio, cioè il Ciuchino appunto, che non smetteva di parlare. Praticamente. Mauro si deve sfogare perché deve replicare a cotanza, vero? Apprezzamento. E cosa devo dire? Non posso dire niente, A tua però difesa niente, no? A tua difesa non puoi dire nulla. nulla da difendere, anzi, Come è figurarsi. stato vivere con questo duo? Ci vivo tuttora, è dura, però ce la facciamo, ce la facciamo. Chiedo a tutti e 3 il primo programma, quello a cui siete più affezionati, magari insomma quello che vi ha fatto emozionare, quello del debutto, quello magari dell'errore anche, non so, quello che vi viene in mente così, pensandoci di getto. Allora, io sono particolarmente affezionata ad un programma che facevo tipo 15 anni fa a Radio Padova, si chiamava Planning ed era sempre nella mia fascia oraria, cioè il cosiddetto preserale, il drive time, tra le 18 e le 20, ed era una specie di Verissimo, vi ricordate quando c'era Cristina Parodi che faceva Verissimo? Ecco, una specie di Verissimo però in versione radiofonica. Un po' secondo me abbiamo anticipato i tempi e le mode, no? Anche nei programmi radio, perché poi l'hanno fatto un po' tutti quanti. Ecco, quello è per me. Io invece ricordo il programma Chilometri Zero, che era un programma che conducevo con Claudia Valentini e dava spazio alle aziende locali, e quindi la piccola azienda, ma anche le aziende più importanti, che poi alla fine sono arrivate a raccontarci la loro esperienza di crescita attraverso le frequenze di Radio Padova. Io invece cosa posso dire? Proprio rimango fedele al www, perché sono ancora fedele al mio primo programma qui, uno dei primi di Radio Padova, che si chiamava Email, poi è diventato radiopadova.com, e raccontavo in pilloline molto brevi la rete www appunto di allora, che poi, ma stiamo parlando di qualche anno fa, cioè non più di tanto. Quello è stato per me un programmone che rifarei tuttora. Vedete di segnarvi la data, 16 settembre sul calendario, non dimenticatelo. A partire dalle 22 vi aspettiamo a Villa Barbieri per brindare con noi, mangiare il dolce, c'è tutto per voi ed è ad ingresso gratuito. Autumn in Conch, si termina sempre così, no? E ci saremo anche noi. Certamente.